Caso razzismo al Benetton, la Federazione Italiana Rugby annuncia che la Procura federale ha avviato un'indagine sullo scherzo di cattivo gusto fatto alla cena di Natale al pilone di origini guineane Cherif Traoré e il Benetton fa sapere di aver sospeso un proprio tesserato senza specificarne l'identità, evidentemente il compagno che ha fatto trovare a Traoré come regalo una banana marcia in un sacchetto dell'umido. Il giocatore resterà fuori rosa finché la Procura non completerà i suoi approfondimenti per accertare i fatti e le responsabilità collettive dei singoli, come si legge in una nota congiunta di FIRE e Benetton. Sarà competenza esclusiva degli organi di giustizia sportiva federali comminare eventuali sanzioni sportive o amministrative. In vista dei derby natalizi con le Zebre Parma, infine, sarà concordato un percorso di sensibilizzazione e consapevolezza rispetto alle tematiche di inclusione per i propri atleti. La vicenda ha assunto grande risonanza. Il sindaco di Treviso Mario Conte non nasconde il dispiacere dell'intera città. Un brutto episodio volgare che non c'entra nulla con la cultura del rugby, con la cultura trevigiana e col mondo dello sport. Questo episodio deve essere un po' da monito perché queste situazioni nemmeno da un punto di vista goliardico devono mai più presentarsi nei nostri ambienti, quelli sportivi, dove proprio gli atleti sono un esempio per le future generazioni, per i giovani. Conte ricorda come la famiglia Benetton abbia sempre fatto del superamento delle barriere razziali una propria bandiera. È un fatto isolato, certamente brutto, antipatico, da censurare, da condannare, però adesso rientriamo ovviamente nei ranghi della lealtà e della sportività del Benetton Rugby, che serva da monito per il futuro perché non c'è nemmeno da scherzare su questi temi.